Giampiero Vivalda. Eccoci qua. Ecco, bene, buongiorno. C'è un Vivalda anche a Parigi. Ah, ma se... Esiste, no? È vostro? Sì, non so se sia nostro. Noi siamo Ecco, radicati nella provincia Langa, nella provincia Granda. Sì, no, le tengo io. È il microfono questo, microfono tablet, ci colleghiamo, ecco, certo. Lo stanno anche vedendo in video. Bene, Vivalda è qui, ecco, qui a Cervere. A Cervere. Cervere, ecco, Cervere, si pronuncia lei. Cervere, ecco, poi in dialetto com'è? No, Cervere. Cervere, sempre. In francese, eventualmente. Cervere. Anche perché siamo vicinissimi, tra l'altro, alla Francia, qui c'è il Col... Sì. C'è il Col de Tende, quindi come dire, un po' l'influenza francese c'è, mi auguro anche la clientela che viene in ristorante. Assolutamente, noi abbiamo un tipo di cucina che rispecchia anche un po' l'identità dei cugini, no? D'Oltralpe, quindi noi siamo qui da 200 anni quest'anno. Perché quindi quante generazioni? È la quinta generazione. Ecco. E quindi cerchiamo di dimostrare sul territorio sia la nostra appartenenza comunque piemontese da 5-6 generazioni, ma abbiamo qualche influsso transalpino, quello sicuro, perché comunque l'uso del burro arriva da lì, noi usavamo più l'olio, ma ci sono molte caratteristiche che fanno una sorta di mariage tra le due cucine. Bene, quindi no, è bello insomma vedere che c'è un ristorante con così grande tradizione che è sulla cresta dell'onda, perché adesso a parte 2 stelle Michelin, d'accordo, è un buonissimo livello, però mi sembra che la lista francese comunque abbia un po' considerato il fatto che comunque ci sia questa lunga tradizione, cioè i ristoranti con grande tradizione sulla lista sono andati bene, poi quello che è successo dopo è chiaro che dispiace, ecco, quindi però io non ho contato le posizioni, però questo ristorante con 2 stelle si trova assieme ai 3 stelle ai primi posti, non so se lei ha avuto modo... Diciamo che le guide sono assolutamente un grande veicolo di diciamo sponsorizzazione per le aziende che lavorano nella ristorazione. Certamente bisogna essere accorti a non montarsi la testa quando ti riconoscono dei riconoscimenti importanti e neanche affliggersi quando vengono meno, ecco. Anche perché secondo me l'obiettivo principale è quello del cliente che viene tutti i giorni e deve riconoscere un livello qualitativo eccellente, e quindi noi siamo qui tutti i giorni dal mattino presto a cercare di fare che questo succeda. Lo chef si vede dal mattino, tra l'altro il fatto proprio che ci siano clienti quotidiani, cioè nel senso che si mangia la carte, si può prendere un piatto a pranzo magari piuttosto che 2 la sera. Noi stamattina siamo svegli da presto perché abbiamo fatto le prime colombe dell'anno, per celebrare la Pasqua, e poi i grissini, poi il pane, cioè la cucina si accende al mattino presto. Io ho lavorato in Francia e so che... Quindi lei da quale esperienze arriva? Intanto che il papà era qua, che mandava avanti l'antica corona reale. Sì, antica corona reale, perché mio nonno e mio bisnonno, appunto, mio bisnonno aveva chiamato l'antica corona reale, si chiamava Osteria della Corona, in realtà, corona reale. E poi quando sono arrivato io era stato trasformato con un nome più, in quel periodo andavamo di moda, negli anni 70, da Guido, e allora mio papà aveva messo da Renzo, quindi poi diciamo era stata più vista come un'osteria di paese, quale era negli anni 80 in effetti. Dopodiché quando sono arrivato io ho detto, io sono arrivato da esperienze importanti in Francia perché pensavo che si potesse migliorare, quindi sono stato da Georges Blanc, sono stato da Alain Ducasse. Sembra un po' arrivare da Georges Blanc qui in questo Cervere, no? Sembra un po', c'è questa atmosfera, questo villaggio che è tutto, non so se qui è tutto vostro comunque. Io ho lavorato un anno da Georges Blanc e certamente mi sono ispirato a lui come alla riuscita quindi la ristrutturazione delle case che erano di proprietà, che erano lasciate un po' andare, e quindi naturalmente la prima cosa che ho cercato di sistemare al meglio è stata la cucina, perché da lì poi nasce tutto il discorso, no? La cucina deve stupire, ma nel senso semplice della parola, deve stupire per la sua eccellenza, per la sua fragranza, i colori, i profumi, non per forza deve stupire con creazioni troppo realistiche, troppo particolari, secondo me. Poi dopo ci può vedere diversamente, ma c'è spazio anche per questo, immagino che un po' di creatività comunque, poi andando anche semplicemente nei ristoranti quando siete liberi il mercoledì sera e il giorno di chiusura, il martedì sera, mercoledì, veramente si vede come dire, un certo standard, cioè le cose, c'è una cultura, ad esempio, che una volta la vedevamo in Spagna, dove c'era questa cucina design, ma era dappertutto così.
così. Sì, ecco, sì, ecco, quindi chiaramente quando certe cose funzionano, certo. chiaramente ci si adegua. Siamo stati fortunati, diciamo qui a Cervere, siamo riusciti a allungare un po' la langa, quindi arrivare il cliente e portarlo più a Cervere, magari con l'eccellenza dei migliori tartufi che provengono da Alba, oppure grazie anche a molti vigneroni importanti. Io ricordo le prime visite di Angelo Gaia o di Bruno Ceretto o di Roberto Boerzio, quindi siamo stati anche, diciamo, seguiti con affetto in questa lunga cavalcata che ormai dura da 200 anni, nel mio caso da 22, perché sono arrivato qui che ero molto giovane. Quindi Georges Blanc, poi altri chef. Ho fatto Alain Ducasse a Plaza Athénée, ho fatto che adesso ha fatto questa svolta vegetariana, non so se lei è ancora in contatto. Sì, come no, certo. Sa ho che mandato quindi il panettone al maestro, lui è veramente un maestro. E poi avevo lavorato a Carré de Feuillan a Parigi, da Dutournier, che è un maestro a fare le carni. E poi comunque quello che era comune in queste esperienze era la voglia di fare il meglio tutti i giorni in questi locali, che è questo è la forza. Tutti i giorni mettersi in discussione e cominciare a fare come se non ci fosse niente in cucina il giorno precedente. Quello che è, secondo me, il segreto. Mi chiedevo, con un ristorante gastronomico di questi appunto livelli, cioè uno può alloggiare da qualche parte, voi avete previsto qualcosa? Noi non ancora noi siamo un relais chateau, ma solo gourmand per il momento. Ecco, relais gourmand. Poi magari in futuro ci saranno 2 camere. Poi, ma non, ecco, non 2 suite immediato. immagino. Sì, ecco, quindi, 2 suite. Ecco. Ma al momento ci sono delle strutture di riferimento che sono accoglienti. Ecco, quindi i primi hotel qui attorno. Il primo è a Fossano e si chiama Palazzo Reghini, che è una struttura nuova nel centro storico. E poi c'è anche a Monforte, quindi terra del Barolo, l'albergo del Villa Beccaris, che è anche uno storico. E poi a Serralunga, già Alba, c'è un 5 stelle lusso che è il Boscaretto Resort, che è anche un posto magnifico. Dove tra l'altro lei ha sì, io ho seguito l'apertura con la famiglia Dogliani di questo resort, è un posto eccezionale, bellissimo ancora adesso. Ma come il fatto che uno chef che adesso è qui nella casa madre, che poi abbandona qui per fare qualche cos'altro, come è andata? Cioè, è stata una buona esperienza? Sì, assolutamente, io non ho abbandonato le cucine dell'antica Corona Reale, perché appunto il senso di appartenenza non me lo permetteva, ma sono riuscito per 5 anni a fare una cosa e l'altra. Infatti avevamo preso subito una stella Michelin anche là, perché avevamo dei validissimi collaboratori che mi erano stati messi a disposizione, che avevo formato qui a Antica Corona Reale. E quindi si può replicare, insomma, l'antica Corona Reale. Non bisogna esagerare, perché quando poi manca l'occhio, manca la mano, poi tutte le esperienze vanno, invece di salire, scendono, quindi bisogna essere accorti, non prendere troppe consulenze, non prendere troppi impegni che ti portano fuori dal ristorante. Con questo voglio dire televisione, io credo che in televisione debba andare qualcuno che debba dire qualcosa, quindi meglio di Gualtiero Marchesi secondo me non ce nessuno. Sì. Perché lui è stato il primo a fare Lei è uno di questi discepoli? Ma io stimo tantissimo Gualtiero Marchesi, perché comunque ci ha dato una strada a noi giovani da seguire, che era quella giusta. Poi gli allievi di Marchesi non è nell'entourage, però ha lavorato come dei locali, perché anche Marchesi poi stava dai Touragro, quindi, quindi anche Marchesi ho fatto delle serate piacevolissime con lui a cucinare, quindi. Bene, complimenti quindi per questa attività che resiste e quindi è piazzata bene, insomma, nei punteggi, nei medi appunto delle guide, perché insomma le guide chiaramente sono importanti anche quelle, perché comunque sono clienti, sono persone comunque vanno appunto, e vedere che comunque Antica Corona Reale insomma è piazzato bene, mantenendo sempre questa tradizione, perché recentemente, lo spiegavo anche a dei colleghi, eravamo praticamente a Castrocaro, dove ha inaugurato la nuova sede della Frasca. Frasca praticamente si è spostata da un'altra parte ed è un ristorante col Bib Gourmand, e quindi spiegavamo appunto questa cosa qua insomma dei ristoranti che, ad esempio nel loro caso, mantengono ancora dei piatti, no? Che venivano serviti nel periodo della Nouvelle Cuisine e vengono però ridimensionati nel prezzo. E quindi c'è l'esigenza di appunto mangiare in un certo senso. Quindi se ai tempi, quando si faceva la Nouvelle Cuisine, il signor Bolognesi sembrava un ladro, dicevano in Romagna, in realtà oggigiorno, mangiando lo stesso piatto della Nouvelle Cuisine, come dire, si mangia bene, devo dire, anzi
insomma, ci si riempie abbastanza, mentre invece questa cucina che sto vedendo, appunto, ristoranti 3 stelle, molte volte non è da buttare chiaramente, ma è un'esperienza gastronomica, quindi si cerca un po' anche di spiegare a coloro che magari vogliono provare un ristorante